8 del mattino, giovedì 30 aprile. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Emanuela Corsi. Fra poco saremo da Emanuela per leggere i quotidiani regionali in edicola questa mattina. Intanto cominciamo subito con le notizie, cominciamo con la politica, con il rimpasto a sorpresa alla regione siciliana. Il presidente Schifani ha nominato 3 assessori coprendo le 2 poltrone vacanti e sostituendo poi la guida della sanità. Torna in giunta la Democrazia Cristiana. Vediamo e sentiamo. Alla fine il rimpasto che sembrava rinviato alla prossima settimana è arrivato proprio quando l'attenzione sembrava ormai essere calata alla regione. Il presidente Renato Schifani ha nominato 3 nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d'Orléans. Ma i posti liberi in giunta erano soltanto 2. Per far spazio esce di scena l'assessore tecnico in quota Forza Italia Daniela Faraoni. Entrano in giunta Nuccia Albano in quota DC e torna a occupare il posto all'assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro che già ricopriva fino allo scorso novembre. In quota MPA entra Elisa Ingala, commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo. Guiderà l'assessorato alla funzione pubblica e alle autonomie locali. Si coprono così le 2 poltrone vacanti, ma la sorpresa riguarda l'uscita di scena di Daniela Faraoni, assessore tecnico alla sanità, sostituita dall'ex coordinatore regionale di Forza Italia, da poco a sua volta sostituito dal commissario Nino Minardo. Si tratta di Marcello Caruso, già assessore comunale e provinciale a Palermo, presidente di rimunicipalizzata come Lamia e amministratore unico della SAS, uomo di Schifani che va a fare proprio l'assessore alla salute. Che il rimpasto fosse addirittura d'arrivo si era appreso nel primo pomeriggio, ma i nomi che circolavano erano tutti errati, ad eccezione del ritorno di Nuccia Albano. I neoassessori giureranno all'ARS nella prossima seduta utile. E allora, cominciamo proprio dalla politica con questo rimpasto nella giunta Schifani. Sì, è il titolo di apertura di diversi quotidiani regionali. Allora andiamo a vedere Repubblica Palermo a pagina 2. Schifani ritocca la giunta alla sanità, arriva Caruso e poi torna l'ADC con Nuccia Albano. Gli autonomisti ottengono un'altra casella con Ingala agli enti locali. Faraoni fa spazio al segretario del presidente. Lega ridimensionate. Allora vediamo chi sono appunto i nominati. Nuccia Albano che ritorna in giunta, medico legale e deputata di rientra con la delega alla famiglia. Marcello Caruso, questa è la casella più importante, quella della sanità, che viene affidata al segretario particolare di Schifani, nominato appunto alla salute. E poi questa new entry, Elisa Ingala, commercialista, nominata assessore agli enti locali in quota MPA. Minardo sollecita l'accelerazione, malumori tra i deputati forzisti, salvi gli assessori a processo per corruzione Amata e San Martino. Beh, diciamo che il totonomio, comunque le previsioni che sono state fatte in questi giorni erano alla fine del tutto errate. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud che scrive: i nuovi assessori di Schifani, torna la DC, Caruso alla sanità, il segretario particolare del presidente promosso al posto della Faraoni, la Cuffariana Albano di nuovo al lavoro, l'MPA sceglie la Nissena Ingala e non nasconde la delusione. PD 5 Stelle e Lavardera all'attacco contro Schifani, una farsa e la sagra della poltrona, ignorate le vere emergenze. Questo il commento appunto dei principali leader di opposizione. Grazie Emanuela, adesso ci occupiamo della decisione della Commissione Bilancio del Senato che ha bocciato le concessioni, la proroga delle concessioni balneari nelle regioni colpite dal ciclone Harry. Protestano le imprese del settore, dicono e parlano di una scelta incomprensibile. Niente proroga alle concessioni balneari nelle aree colpite dal ciclone Harry. La Commissione Bilancio del Senato boccia l'emendamento della Lega al cosiddetto decreto Ponte, che prevedeva di dare maggior tempo ai balneari a cui sta per scadere la concessione demaniale e in particolare a quei gestori di strutture devastate dalla forza di Harry. La proposta, esaminata oggi, aveva già ricevuto il parere contrario del Ministero dell'Economia, decisivo per lo stop in Commissione. La misura puntava a sostenere gli stabilimenti danneggiati dagli eventi estremi, come il ciclone Harry per appunto, ma non ha superato il vaglio tecnico contabile. Dura la reazione del Sindacato Italiano Balneari. Un'altra occasione persa per fare la cosa giusta. Purtroppo non è stata premiata la categoria che ha messo tanto ma tanto impegno per fare in modo che la stagione balneare avesse luogo, ricostruendo le aziende con
tutto l'impegno che da decenni i balneari mettono nel proprio lavoro. Il presidente Antonio Capacchione parla di uno stop incomprensibile e immotivato, sostenendo che la proroga non avrebbe richiesto coperture economiche, anzi avrebbe garantito nuove entrate attraverso i canoni. Speriamo che, come del resto ha fatto la Regione Sicilia in questi mesi, il resto della politica e il governo nazionale sappia fare la scelta giusta e dare le garanzie ad una categoria come quella dei balneari, che è realmente un fiore all'occhiello del turismo italiano. Questa è una questione a lungo dibattuta e come abbiamo sentito ancora si continua a discutere. Abbiamo sentito il rappresentante dei balneari a livello regionale, Emanuele. Sì, parliamo veramente da tantissimi mesi di queste concessioni balneari dell'Italia, che è in infrazione e deve applicare la direttiva Bolkestein, quindi procedere con delle gare, ma poi cos'è accaduto? Il maltempo. Il maltempo purtroppo ha danneggiato pesantemente quelle che erano le strutture balneari di alcune regioni italiane, tra cui la Sicilia, e quindi la Lega ha pensato di proporre questo emendamento al decreto Ponte proprio per dare una proroga a chi era stato danneggiato. E allora vediamo sulla Sicilia: salta il blitz della Lega per i balneari, il Senato approva il decreto Ponte, mancano le coperture, nulla di fatto anche per il caro materiali sollecitato dall'ANCE. Ma torniamo a questa bocciatura. La Lega ci ha approvato di nuovo, ma ancora una volta senza successo. Al Senato il partito di Salvini ha tentato l'ennesimo blitz per prorogare appunto le concessioni balneari, quantomeno nelle aree colpite da ondate emergenziali di maltempo come Sicilia, Sardegna e Calabria, e in quelle non meno specificate danneggiate dall'erosione delle coste. Un emendamento al decreto Ponte, firmato da un nutrito gruppo di senatori, era stato approvato in Commissione Ambiente, dove il provvedimento era in corso di esame, ma non ha resistito alla tagliola della Commissione Bilancio, che appunto valuta anche i pareri, chiaramente tiene conto dei pareri del Ministero dell'Economia per quanto riguarda le coperture finanziarie. Già il MEF si era espresso in maniera negativa nei confronti di questa proroga, proprio sottolineando il fatto che non c'erano le coperture sufficienti, e quindi poi l'esito è stato questo: la bocciatura in commissione appunto al bilancio del Senato. La norma non ha convinto i tecnici, che alla luce dell'onerosità appunto hanno espresso parere contrario. Quanto basta, continuiamo a leggere, al PD per parlare di ennesima figuraccia della destra sulla pelle delle imprese, e al Movimento 5 Stelle di una lunga serie di giravolte su una delle questioni più controverse degli ultimi anni, che è costata all'Italia una procedura di infrazione appunto da parte dell'Unione Europea per la mancata applicazione della direttiva Bolkestein. Adesso siamo alla cronaca. A Catania la Guardia di Finanza ha scoperto un giro di vendite online di prodotti contraffatti attraverso dei profili social, in particolare uno. I responsabili, come vedete in queste immagini, organizzavano dirette streaming per vendere articoli falsi di noti marchi a prezzi scontati. Proprio durante una diretta social i militari sono intervenuti in un magazzino proprio a San Cristoforo, bloccando una donna che mostrava la merce e si vantava di avere aggirato TikTok, dove veniva costantemente bloccata per poi continuare su Instagram. I militari hanno sequestrato oltre 1200 prodotti tra borsa, abbigliamento e accessori, molti già pronti per la spedizione. 2 persone sono state denunciate per ricettazione e commercio di merce con marchi falsi. E adesso invece cambiamo ancora pagina e ci occupiamo ancora di Mondello, della spiaggia di Mondello. Siamo in attesa, lo sapete, della decisione del 14 maggio del Consiglio di Giustizia Amministrativo sulla vicenda della spiaggia. Intanto il Comune di Palermo ha presentato ieri il piano degli interventi straordinari per garantire i servizi essenziali ai bagnanti.
Una telenovela che non è ancora arrivata ai titoli di coda. La gestione della spiaggia di Mondello è ancora ferma in un limbo dopo la decisione del presidente del CGA che ha sospeso la revoca della concessione alla italo-belga con udienza definitiva fissata al 14 maggio. La regione ha sospeso i bandi per l'assegnazione dei lotti. Su Mondello è caos giuridico, i tempi sono sempre più stretti ed è fondamentale garantire quantomeno i servizi essenziali per cittadini e turisti. Questa mattina il Comune di Palermo ha infatti presentato il piano straordinario degli interventi per Mondello, che vanno dalla pulizia e manutenzione del litorale ai servizi di pattugliamento, più telecamere di videosorveglianza e servizi per i bagnanti. Noi, come è noto, siamo soggetto giuridicamente estraneo a tutta questa querelle, però il Comune ha delle responsabilità che sono quelle di assicurare pulizia, ordine, sicurezza e vigilanza. Quello dell'Avvocatura dello Stato, ha detto il governatore Schifani, è stato un intervento irrituale. Sulla decisione definitiva prevista per il giorno 14, il sindaco La Galla però non vuole sbilanciarsi. Le sensazioni o i retropensieri non appartengono alla mia cultura e quindi non voglio vedere e sicuramente non vi sarà un conflitto istituzionale all'interno di questo provvedimento. E allora, anche questo ormai da diverse settimane, se non da mesi, è uno dei temi quotidiani che affrontiamo, il destino, il futuro della spiaggia di Mondello. Sì, in attesa della sentenza del 14 di maggio, il Comune già si porta avanti con questo piano per Mondello, che poi era il piano che mancava e che ha fatto scaturire poi la decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa. Mondello, noi estranei allo scontro in corso. Questa è la Sicilia, pagina 20. Il sindaco La Galla presenta gli interventi straordinari sull'Arenile, il Comune responsabile verso i cittadini. Intanto l'avvio della stagione estiva della borgata resta al momento sospeso in attesa appunto della nuova pronuncia del CGA prevista per il 14 maggio, però l'amministrazione accelera sui preparativi. Come anticipato dalla Sicilia è previsto un investimento di circa 300.000 euro destinato alla realizzazione di segnaletica a mare, nuova cartellonistica informativa, servizi di monitoraggio e soccorso anche con unità cinofile e un sistema di coordinamento radio. A questo si aggiungono l'acquisto di cestini e masselli per la raccolta differenziata, la creazione di nuovi accessi per persone con disabilità e l'attivazione di postazioni sanitarie in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. Andiamo a vedere anche la pagina 7 di Repubblica. A tempo e con incognite il Comune vara il suo piano per Mondello, un intervento da 300.000 euro in vigore però sino alla fine di maggio. La Galla non sappiamo se gestiremo tutta solo parte della spiaggia. Segnaletica, boe in mare, sicurezza e servizi alla base del programma che prevede anche pulizia appunto e decoro del litorale, come elencavamo prima. Adesso siamo a Catania, incivili deturpano i resti di Torre del Vescovo, l'antica fortezza medievale è stata ridotta in una vera discarica a cielo aperto sotto lo sguardo spesso attonito dei turisti. Un monumento al degrado e all'incuria, altro che fortezza medievale, altro che attrazione turistica. Torre del Vescovo, l'unica cosa che attrae sono gli incivili, pronti a scaricare di tutto davanti a quel che resta delle antiche mura poste a difesa della città. Una discarica nel cuore di Catania in un itinerario turistico che a questo punto dovrebbe essere rivisto per evitare di mostrare simili cartoline. In bella mostra davanti all'inferriata arrugginita si notano grosse lastre di vetro, bidoncini, rifiuti di ogni genere e persino un lavandino distrutto. Io sono della Galizia, di una parte della Spagna, e la verità è che mi dispiace vedere così sporco questo monumento. Sollecito e invito il Comune a prendere posizione e comunque riuscire a salvaguardare questi luoghi che abbiamo. Cosa pensano di Catania quando tornano in patria? No, vedendo questa sporcizia si fanno un resoconto. Però che resoconto si fanno? Della sporcizia che c'è, però io penso una cosa, che anche loro a volte lasciano delle bottiglie, delle cose in giro. Quindi non è solo colpa dei catanesi? No, anche di loro. Ma il lavandino non ce l'ha messo il turista? No, penso di no.
Storia oltraggiata, memoria dimenticata in una zona altrettanto dimenticata, con la piazzetta trasformata in una giungla dove il verde è soltanto quello incolto di una vegetazione più che spontanea. Occupiamo di una gara, di una partita che è arrivata al suo 18° anno di vita e che è un gol per la solidarietà. Il Massimino, come sempre, in primavera ospita questa sfida. Una sfida che ieri però non solo non era soltanto un fatto di spettacolo, di agonismo, fra virgolette, ma era anche un modo per aiutare chi ha sofferto in questi mesi tantissimi. E ci riferiamo a Niscemi, alla comunità di Niscemi per la frana dello scorso mese di gennaio. L'incasso della partita di quest'anno proprio devoluto alla comunità niscemese. Ma sentiamo e vediamo. Una partita che vale più di 3 punti. A Catania torna protagonista con la 18ª edizione Un gol per la solidarietà, l'evento che ogni anno trasforma il calcio in uno spettacolo di cuore, emozione e partecipazione. Sul terreno di gioco una vera e propria squadra unita da un obiettivo comune, aiutare chi ha più bisogno. E quest'anno il messaggio è ancora più forte. I proventi saranno destinati alle comunità colpite dalla frana di Niscemi. Non abbassiamo la guardia, ci crediamo, vogliamo rialzarci. E laddove c'è qualcuno di noi in difficoltà, il fatto che vi sia un'altra comunità che intervenga a supporto, è chiaro che il beneficio è per la collettività intera. 18 volte che sono qui e per dare una mano, tu lo sai, la cosa bella di questo evento è questa, quello che tutti quanti ci mettiamo a disposizione quest'anno più che mai per aiutare la Sicilia e per aiutare Niscemi. Accanto al gioco l'emozione di un organizzatore appassionato che sa che ogni gesto, ogni applauso può trasformarsi in un aiuto concreto. Dopo il Covid abbiamo fatto un grandissimo evento e lì abbiamo capito che i ragazzi, la città te lo chiede, quindi cercheremo di farlo nei prossimi anni col consenso e l'appoggio di tutti quelli che ci collaborano. Tra i protagonisti anche l'orgoglio sportivo italiano di chi ha portato il tricolore sul tetto del mondo. E mi auguro che oggi sia una giornata bellissima, perché quello che dà questa giornata è altrettanto bello. In rappresentanza del Catania c'era lui, il fantasista Emanuele Cicerelli. Sono fiero, orgoglioso di rappresentare i miei compagni, che sia una bellissima giornata per tutti. Entusiasta la madrina dell'evento, il volto noto di DAZN Eleonora Incardona. È veramente un'emozione incredibile vedere tutta la città riunita per questo evento meraviglioso e la possibilità di poter fare anche del bene. Niscemi, le immagini sono toccanti, poi io in alcuni posti ho anche suonato. E poi il ricordo commosso di Orazio Russo, a cui è stato dedicato un pensiero speciale, tra applausi e silenzi carichi di emozione. Una bella giornata di sport, solidarietà al Massimino. L'anno prossimo vogliamo vedere anche te giocare, Angelo. Ci proverò. Allora andiamo a vedere sulla Sicilia. Riprenderò le mie scarpette che erano appese al chiodo. Sì, da quanti anni? Da tantissimi anni. Va bene, dai. Hai un anno di tempo per prepararti. Vediamo sulla Sicilia un gol per la solidarietà e festa per 20.000 persone. Pienone come ogni anno a questo evento organizzato da Luca Napoli. Edizione numero 18, tra sorrisi e show, grande entusiasmo per l'evento appunto organizzato da Luca Napoli. In campo ex calciatori e tanti artisti TV, in tribuna gli studenti di Niscemi che avranno in dono un parco giochi. Quindi la finalità, come sottolineava anche il servizio, è sempre quella di fare dei gesti concreti per chi soffre delle situazioni di disagio, in questo caso la comunità di Niscemi. Emanuela, fra poco torniamo Sì. da te per completare la rassegna stampa, ma intanto vedo già in collegamento con noi dalla sala operativa del compartimento della Sicilia orientale della Polizia Stradale c'è con noi l'assistente capo coordinatore Salvatore Furnari. Buongiorno e grazie per essere con noi. Ci avviciniamo al ponte del 1° maggio e allora ci rivolgiamo a voi per capire se ci sono delle criticità, intanto qual è la situazione attuale e quello che sarà poi il weekend, come sarà gestito. Buongiorno dalla sala operativa compartimentale Sicilia orientale della Polizia Stradale. Allora apriamo la giornata odierna, il traffico risulta scorrevole sulle arterie da noi gestite. Abbiamo qualche rallentamento sulla tangenziale ma di Catania che è limitato, nulla di eccessivamente grave, tutto regolare.
Per quanto riguarda il ponte del 1° maggio, ricordiamo che per favorire la circolazione stradale nelle giornate del 1° maggio sarà in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nelle giornate di venerdì 1° maggio e di domenica 3 maggio con orario dalle 9 alle 22. Invitiamo tutti i conducenti a prestare attenzione alle indicazioni fornite dai pannelli a messaggio variabile, i quali vengono costantemente aggiornati dagli enti concessionari per fornire in tempo reale informazioni utili di eventuali pericoli e problematiche nella tratta percorsa. Consigliamo, come sempre in queste giornate, di evitare gli orari di punta relativamente all'esodo e il controesodo diretti verso le località balneari e dove generalmente si fanno le gite fuori porta, soprattutto se si viaggia a bordo con persone fragili o bambini. Con questo è tutto, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione, per il tempo dedicatoci dalla redazione, vi auguriamo buon 1° maggio e buon fine settimana a tutti. Grazie, noi ringraziamo voi per le preziose informazioni che chiaramente contribuiscono ad una guida più sicura e più tranquilla sulle strade, sulle autostrade in particolare della Sicilia orientale. Grazie ancora e un buon lavoro. Adesso torniamo di nuovo da Emanuela, vediamo le prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo da Repubblica Palermo, abbiamo visto appunto in apertura questo cambio in giunta, un rimpasto lampo, ecco quello di Schifani di ieri, ma c'è già una prima grana per il nuovo assessore alla sanità, tetto alle prescrizioni in subbuglio i medici di famiglia, 25 milioni in meno per la spesa farmaceutica e un tetto di 9.000 euro a trimestre per le prescrizioni da parte dei medici di famiglia che adesso insorgono contro la Regione, contro l'ormai ex assessore alla salute Daniela Faraoni. Adesso questa sarà la prima questione da affrontare per il neo assessore. Una patata bollente, assolutamente sì. E poi vediamo ancora un'altra notizia che non abbiamo visto, morte di Simona, le indagini saranno archiviate. Si torna a parlare di Simona Cinale, ragazza che ricorderete era morta in una piscina durante una festa di laurea e allora Simona morì per un malore, inchiesta verso l'archiviazione. La ragazza annegò in piscina appunto durante una festa in Groia, legale della famiglia, pronti a opporci allo stop alle indagini, quindi la famiglia non è convinta appunto di questa ricostruzione. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi, anche qui blitz di Schifani, rimpasto lampo, Caruso alla salute, ritorna la DC e poi niente proroga concessioni ai balneari, passa invece il ponte. E poi c'è questa storia, un caso che insomma è abbastanza come dire paradossale, perché una casa era stata demolita 50 anni fa ma sono arrivati tutti gli arretrati IMU. Capita anche questo, siamo a Porto Empedocle, la casa fu demolita nel 1975, 4 anni dopo l'alluvione che appunto colpì Porto Empedocle, ma ai proprietari continua ad arrivare l'avviso per l'IMU, stavolta però con gli arretrati, quindi sicuramente delle cifre abbastanza consistenti tra more, sanzioni e quant'altro. Vediamo la prima pagina di Catania, si parla di amministrative 2026, si vota in 9 comuni della provincia, sono 27 gli aspiranti sindaci tra soliti big e volti nuovi, cittadini alle urne a Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza e Trecastagni. E poi tempi duri per i Manolesta incastrati dalle telecamere, i titolari di 2 locali postano su Facebook i video dei furti, quindi ormai c'è anche questa abitudine della pubblica agonia, gli stessi titolari o comunque le persone che subiscono diciamo dei reati poi si rifanno un po' in questa maniera, sbugiardando, comunque mettendo in rete foto o video di chi appunto commette questi reati. In un altro video anche la lunga impresa di un ladro di grondaie. Vediamo anche la prima pagina di Palermo, anche qui si parla di amministrative, Termini Imerese, 10 liste per 3 candidati, elezioni amministrative
amministrative nella città portuale, in corsa 160 persone per 16 posti in consiglio. E poi il titolo principale su Mondello: estranei allo scontro, il piano del comune per la spiaggia. Vediamo nel taglio basso: export e innovazione a gonfie vele, numeri positivi per la città, per Palermo, dalla Camera di Commercio. Vediamo a Carini: sicurezza sul lavoro, sventato fortunatamente un incidente. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia: rimpasto fatto, la sorpresa è Caruso, l'ex coordinatore di Fratelli d'Italia va alla sanità, in giunta rientra Nuccio Albano per la DC, Elisa Ingale invece per l'MPA. E poi ospedali intramenia, i medici in rivolta. Il sindacato teme una migrazione verso il settore privato. Restiamo sempre su questa prima pagina, vediamo ricostruiti i momenti del delitto romano, dalla richiesta di Pizzo alla vendetta, dall'ultimo blitz, i tasselli mancanti. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud. Messina è uno dei comuni che andrà al voto alle prossime amministrative, in campo liste e candidati al voto tra veleni e battaglie legali. Alta la posta in palio in riva allo stretto, dove centrodestra e centrosinistra sfidano il sindaco uscente Basile, ricandidato, ricordiamo, mentre tiene banco la Querel sui 15 simboli di Sud chiama Nord. Test significativi anche a Barcellona e Milazzo, questo per quanto riguarda il messinese. Vediamo un'ultima notizia: Regione, anche qui fatto il rimpasto, la sorpresa è Caruso alla sanità. E poi Ponte, il Senato vota la fiducia sul decreto commissari. E ancora Messina, 46enne danneggia il pronto soccorso del Papardo. Un 46enne va in escandescenze, aggredisce una guardia giurata e danneggia arredi. Arrestato, l'ennesimo episodio appunto che vede danni a cose ma anche a sanitari. Grazie Emanuela, fra poco saremo da te con la pagina, con la lettura delle pagine nazionali. Adesso invece uno sguardo alla viabilità. Cominciamo con il Tondo Gioieni, la telecamera sul Tondo Gioieni, eccola qui, adesso la vediamo, con il traffico che sembra apparentemente regolare questa mattina, almeno in questo tratto delle vie cittadine su Catania. Possiamo andare a vedere quello che succede in via Vincenzo Giufferi. Da qui traffico diciamo intenso ma scorrevole, almeno quello che ci restituiscono le telecamere, le nostre telecamere. Possiamo andare a vedere ancora, vediamo un po' cosa succede sempre sulla circonvallazione, il tratto basso di via Lodorico da Pordenone, traffico sì, è diciamo decisamente scorrevole nella mattinata di oggi. Una cartolina, vi facciamo vedere anche l'Etna. Con il passare dei giorni la neve si sta chiaramente riducendo, si scioglie il vulcano, comunque attorno al vulcano ci sono delle nuvole che vediamo anche dall'osservazione, dal punto di osservazione di Taormina. Siamo sul golfo di Taormina, vulcano sullo sfondo, il mare di Taormina e il cielo che è leggermente velato per questa giornata. Ci fermiamo, facciamo una sosta e poi saremo di nuovo insieme. È il momento di leggere assieme i giornali nazionali, non solo le prime pagine. Emanuela. Sì, ci sono tre temi principali oggi sulle prime pagine. Intanto gli spari durante le manifestazioni del 25 aprile a Roma. C'è un responsabile, un ragazzo che appartiene alla comunità ebraica, che ha confessato. Poi si torna a parlare ancora del caso Nicole Minetti, che ha ricevuto la grazia sulla quale il Colle adesso vuole vederci chiaro. E poi c'è una svolta, un colpo di scena per quanto riguarda il delitto di Garlasco. Andiamo a vedere intanto con ordine sul Corriere della Sera l'apertura. Ho sparato io il 25 aprile, fermato un 21enne, sono della brigata ebraica. L'ANPI parla di deriva estremistica. Il PM, tentato omicidio, la comunità dice non è dei nostri. E poi la ferita, triste vederlo così imbevuto d'odio. Si chiama Eitan Bondi, lo vediamo in questa foto. Chi è Eitan? Oggi c'è un ritratto appunto sul Corriere, le armi, i coltelli e i lavoretti. E poi invece a Londra 2 ebrei sono stati feriti per strada, attacco antisemita. Per quanto riguarda gli esteri,
esteri, Putin chiama Trump dall'Iran all'Ucraina, 90 minuti al telefono, lo zar loda la tregua con Teheran. Veniamo invece in Italia, parliamo del piano casa del governo. All'oggi il piano del governo, 100.000 case con prezzi calmierati, fondi per 4 miliardi. E poi vediamo la fotonotizia nel taglio centrale con due giganti a confronto, Sam Altman e Elon Musk. Musk in aula contro Altman, l'AI è come Terminator, la testimonianza al processo in California. Elon Musk in tribunale appunto contro Sam Altman e dal banco dei testimoni lo accusa di aver trasformato OpenAI in una macchina per fare soldi. L'AI è come Terminator. E poi ecco qui il caso di Garlasco, questo colpo di scena che è arrivato ieri quasi in serata. I PM convocano Sempio, ha ucciso lui Chiara e lo ha fatto da solo. L'interrogatorio fissato il 6 maggio. Ricordiamo che Sempio è indagato in questo nuovo filone di inchiesta per quanto riguarda la morte di Chiara Poggi. Inizialmente l'accusa era di omicidio, ma in concorso o con stasi o con ignoti, invece adesso cambia il capo di accusa, quindi secondo la procura di Pavia che sta indagando, Sempio avrebbe commesso il delitto da solo. Vediamo ancora il caso della Grazia a Minetti, lo scontro sull'adozione in Uruguay. Si scava sulla vita di questo bambino che lei ha adottato, un bambino malato che le è valso appunto questa adozione che le è valsa la grazia, ma a quanto pare invece il bambino la famiglia ce l'ha. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Sono stato io a sparare il 25 aprile, stesso titolo del Corriere della Sera, la confessione di questo giovane fermato, l'aggressore della coppia Ampi a Roma, è un 21enne della comunità ebraica. La confessione è il ritrovamento di armi in casa. E poi anche qui vediamo la foto di Andrea Sempio, Garlasco, il PM convoca Sempio, ha ucciso Chiara da solo. Vediamo invece la guerra in Iran, Trump insiste sul blocco di Hormuz e chiama Putin, la guerra costa all'Europa 500 milioni al giorno, von der Leyen aiuti mirati. E poi a proposito di Trump, lui ha pubblicato questa foto creata con l'intelligenza artificiale, no more Mr. Nice Guy, lo vediamo imbracciare un mitra, l'ultima trovata di Trump. Andiamo a vedere la stampa, ecco qui appunto l'Unione Europea, guerra, costi insostenibili, von der Leyen, Hormuz, paghiamo $500 miliardi al giorno, Trump studia un nuovo blitz e sente Putin, dai fertilizzanti per l'agricoltura al carburante per gli aerei, al materiale per le strade, il prezzo che stiamo pagando per questo conflitto in Iran. E poi la foto di Eitan Bondi, che è stato fermato dalla polizia per gli spari del 25 aprile contro 2 manifestanti a Roma. Ho sparato il 25 aprile, confessa il 21enne romano, sono della brigata ebraica. Garlasco, la svolta dei PM, Sempio ha ucciso Chiara da solo. E poi Minetti, i buchi dell'adozione, tutte le accuse dall'Uruguay. E poi un'analisi, Nordio e i suoi fratelli, governo nel pantano. Ricordiamo che in questo momento ancora una volta sulla graticola c'è il ministro Nordio, che avrebbe avanzato, che ha avanzato naturalmente questa richiesta al Colle per la grazia, provvedimento che poi gli era stato dato dal capo dello Stato, ma poi una retromarcia a seguito di tutta un caso che è scoppiato proprio sulla stampa, tutto è partito dal Fatto Quotidiano, diciamo che andiamo a vedere, infatti anche oggi il Fatto Quotidiano parla di Minetti smentita, ecco la sentenza sulla bugia dell'istanza di grazia. Il bimbo adottato non era abbandonato alla nascita, ma i genitori a cui è stato sottratto con una causa. Il procuratore indaga sulla nuova
Nicole, perché poi diciamo lei si è presentata come una donna che ha lasciato alle spalle quello che è stato e ha cambiato totalmente vita. Vediamo avvenire i frutti dell'odio, fermato un ventenne per gli spari del 25 aprile sui militanti Ampi e della comunità ebraica, che però si dissocia, e poi shock a Londra per invece un'aggressione antisemita, 2 persone ferite con un coltello. Meta nel mirino dell'Unione Europea. Minori poco tutelati. Il 10-12% degli under 13 è su Instagram. Meta non fa abbastanza per impedire che i minori di 13 anni utilizzino Facebook e Instagram. Dopo un'indagine durata 2 anni, la Commissione Europea ha rilevato che il colosso viola la normativa UE a tutela dei minori online. La contestazione preliminare delle violazioni non porta con sé conseguenze punitive immediate per Meta. La società di Mark Zuckerberg ha adesso la possibilità di rispondere alle accuse e proporre misure correttive per evitare una sanzione che può arrivare fino al 6% del fatturato. E poi anche qui il colloquio Trump-Putin, rispunta la tregua in Ucraina. Non so che tempi abbiamo, ancora 1 minuto e mezzo. 1 minuto e mezzo, vediamo il Messaggero. Spari a Roma, ha preso l'autore, poi in alto il PM convoca Sempio, ha ucciso lui, Chiara. E ancora vediamo un'altra notizia che riguarda la guerra in Iran, non solo i costi per l'Europa, ma anche l'aumento di nuovo del prezzo del petrolio. Il petrolio corre a $120. Accise, oggi il decreto, piano casa, risorse per 4 miliardi. Ricordiamo che domani, 1° maggio, scade la proroga del governo per quanto riguarda il taglio delle accise, quindi il governo sta studiando ovviamente delle misure per cercare di mantenere questa misura, ma sarà prolungata ulteriormente, e pare che stavolta però riguarderà più il gasolio che più il gasolio che la benzina, che poi diciamo è quello che ha avuto un'impennata sproporzionata rispetto agli altri carburanti. Il giornale di oggi, vediamo come racconta appunto la vicenda che vede protagonista Minetti. Il bimbo è malato e cade anche la bufala su Nordio. I legali di Cipriani smentiscono l'incontro col ministro, la procura in pochi giorni la verità è tutta un'invenzione. Parlando con il giornale, il legale di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani smonta la notizia che è stata data da Sigfrido Ranucci su un incontro che sarebbe avvenuto a marzo tra Nordio e lo stesso Cipriani. Queste sono state le parole di Ranucci, ospite di Carta Bianca. Avrebbe raccontato questi retroscena, ma che sono stati smentiti appunto dai legali della coppia. Beh, sapremo di più certamente nei prossimi giorni di questa vicenda. Grazie Emanuela. A te. Torneremo da te nel corso della nostra mattinata. Intanto però è il momento di fermarci ancora, e poi il primo ospite parleremo del decreto lavoro, quello che è stato varato dal governo. Ne parleremo con il segretario generale della CGIL di Catania, Carmelo De Caudo. Ma tutto questo fra pochissimo. Allora, eccoci qui, come detto, adesso parliamo del decreto lavoro, quello che arriva come regalo, diciamo, dal governo per il 1° maggio. Buongiorno, grazie per essere con noi, a Carmelo De Caudo, grazie, che è il segretario generale della CGIL di Catania. Allora, la prima osservazione è che alla vigilia del 1° maggio è arrivato questo decreto del governo. La CGIL, parliamo della CGIL, è contenta, è soddisfatta, è insoddisfatta? Ennesima opportunità da parte del governo, diciamo, con questo decreto mancata, perché i 960 milioni di euro non vengono dati ai lavoratori ma alle imprese. Pertanto è chiaro che non risolve il problema del mercato del lavoro, anzi lo rende ancora più fragile, perché dare i soldi all'impresa solo ed esclusivamente se fa assunzioni, l'impresa assume solo se ha bisogno di personale.
È chiaro che noi denunciamo da tempo che bisogna mettere in campo una riforma sul lavoro strutturale, una riforma che vada verso la direzione dell'adeguamento e dell'aumento, diciamo, degli stipendi. È sotto gli occhi di tutti. La nuova povertà praticamente è quella anche ormai da tempo dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore non arriva più a fine mese, non riesce più, diciamo, a come dire, gestire quasi il quotidiano. Basti solo pensare che praticamente il lavoratore quest'anno pagherà 1.500 euro in più di tasse a fronte di un reddito di 35.000 euro. Pertanto il lavoratore continua a pagare e il 1° maggio, la festa dei lavoratori, il governo non mette in campo nessuna risorsa per chi ovviamente svolge il lavoro, ma la mette in campo verso le imprese che ovviamente possono utilizzare quelle risorse con quelle condizioni che dicevo prima. Senta, il decreto dentro ha però una, tra i vari provvedimenti, cosiddetto salario giusto che deve essere però legato a contratti collettivi. Questo tipo di aspetto che è contenuto nel documento, secondo lei favorisce e aiuta i lavoratori oppure no? Allora, noi il salario giusto, il salario minimo lo chiediamo da tempo. Secondo noi il lavoratore non può andare sotto una soglia minima di salario. Il decreto introduce una clausola che a mio avviso meno male che è stata eliminata. Non parla di contratti collettivi maggiormente rappresentativi, ma parla di contratti collettivi utilizzati all'interno delle aziende, pertanto mi riferisco ai contratti pirata. Pertanto quel tipo di provvedimento è un provvedimento pericolosissimo perché potrebbe creare del dumping salariale all'interno di aziende che svolgono le stesse funzioni. Pertanto noi ma non solo come CGIL, ma anche come CISL e UIL, mi permetto di dirlo, per noi i contratti collettivi nazionali sono il nostro punto di riferimento e debbono essere quelli che ovviamente sono maggiormente rappresentativi. E la vostra posizione su quella che è la proroga degli incentivi per le assunzioni ai giovani che sono sotto i 35 anni, ma anche per le donne lavoratrici svantaggiate e quelle che sono, e le persone che si trovano nelle ZES, cioè nelle zone che sono in difficoltà economica? Allora, senza alcun dubbio siamo favorevoli, però io oso immaginare quanti giovani stanno andando via dal nostro paese, pertanto tutti strumenti che vengono, diciamo, messi sulla carta ma che poi di fatto, diciamo, non trovano un'applicazione. Il tema è uno. Il tema fondamentale è quello che il governo, quando applica questi provvedimenti, deve concertare anche con chi rappresenta quel mondo, pertanto i lavoratori, le organizzazioni sindacali. Senza ovviamente concertazione, senza confronto, è chiaro che poi vengono fuori decreti che non vanno verso la direzione giusta e verso, come dire, un sistema che possa risolvere il problema del mondo del lavoro. Il tema centrale, per quello che capisco questa mattina, è non solo riferito al numero dei lavoratori occupati, ma anche alla qualità, diciamo, del lavoro, il livello dei salari, per quello che abbiamo detto, e la stabilità anche dei contratti. Noi lo vediamo nella nostra provincia, abbiamo praticamente un precariato ormai praticamente diffuso, sempre più lavoratori precari, sempre più lavoratori discontinui, sempre più partite IVA che di fatto poi, diciamo, non sono partite IVA solo ed esclusivamente per pagare meno e sfruttare di più il lavoratore. È chiaro che diciamo, noi da tempo rivendichiamo che bisogna
mettersi attorno a un tavolo e cercare di eliminare tutte queste forme, diciamo, di contratti atipici che non danno risposte, che fanno, a mio avviso, scappare i nostri figli e i nostri nipoti. Quando lei parla di contratti atipici sono soltanto i contratti pirata oppure c'è altro? No, i contratti atipici sono i contratti interinali, le partite IVA. Questi sono i contratti atipici. Senta, perché non si riesce a instaurare però un rapporto con il governo? Ma io credo che non si riesce a instaurare un rapporto col governo perché questo governo pensa, come dire, di poter fare il primo della classe, ma in modo sbagliato, e poi l'arroganza, diciamo, di non discutere con chi ovviamente segnala effettivamente i problemi di chi ovviamente ha una condizione non di miglior favore. Non mi riferisco solo ed esclusivamente a tutto quello che riguarda il mondo del lavoro, ma parlo anche sulla povertà, sulla sanità, sulla sicurezza e quant'altro. Domani è il 1° maggio, non dobbiamo dimenticarlo, siamo qui, siamo alla vigilia, immagino ci saranno tanti incontri, tante manifestazioni, insomma è una giornata che non è soltanto il simbolo, ma è qualcosa di più. Sì, domani è il 1° maggio, la festa dei lavoratori. Noi pensavamo che il governo, diciamo, andava verso la direzione, diciamo, di dare risposte ai lavoratori, tornando al decreto e non, diciamo, alle imprese. Io credo che domani la festa dei lavoratori deve essere all'insegna di rivendicazioni, ribadisco, importanti, almeno per quanto riguarda la CGIL. Tutto quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti e mi riferisco al mondo del lavoro, è quello che sta pagando il prezzo maggiore, non solo in termini di tassazione, in termini di perdita di potere d'acquisto, ma anche in perdita, diciamo, di lavoratori. Non ci scordiamo quello che è avvenuto anche nella nostra provincia sui morti e gli infortuni sul lavoro. Pertanto domani festa dei lavoratori, ma con un'attenzione, una rivendicazione alle storture che ovviamente stiamo vivendo per quanto riguarda il mondo del lavoro. C'è un appuntamento importante che vogliamo segnalare ai nostri telespettatori. Ma noi come CGIL saremo presenti a Portella della Ginestra, luogo simbolo di rivendicazione, ma anche luogo di memoria, visto quello che avvenne in quel luogo. Allora, domani ci occuperemo certamente anche del 1° maggio, ma i temi mi pare che non sono riferiti soltanto al 1° maggio, ma valgono per tutti i 365 giorni dell'anno. Sono temi che oltre al lavoro, come diceva lei, riguardano e toccano anche soprattutto la sicurezza. Bisogna parlare di lavoro 365 giorni, questo è l'appello ovviamente che io lancio e lanciamo al governo e non solo il 1° maggio. Bene, grazie per essere stato con noi questa mattina, Carmelo De Caudo, che è il segretario generale della CGIL di Catania. Buon lavoro intanto per quello che farete già nelle prossime ore. Adesso vediamo le previsioni meteo, vediamo diciamo, cosa dobbiamo aspettarci per questo ponte del 1° maggio da un punto di vista meteorologico e poi saremo di nuovo insieme. Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando un fronte freddo apporterà dell'instabilità al centro-sud Italia, possibilità di piogge e qualche temporale. Ancora resiste il bel tempo sulla Sicilia, sarà una giornata di cielo sereno poco nuvoloso con clima mite, situazione tranquilla fino alla serata, poi qualche piovasco arriverà nel corso di venerdì 1° maggio. Vento ancora generalmente debole, al più qualche raffica moderata. Dicevamo le temperature anche fino a 25-26 gradi, una giornata molto mite e simile estiva. Anche le minime che non scenderanno sotto i 14-15 gradi mediamente. Per quanto riguarda invece venerdì,
qualche fenomeno, eccolo qui a interessare la parte centro-orientale dell'isola, con venti in rinforzo, anche il mare via via tendente a divenire mosso, arrivano venti più freschi dai quadranti settentrionali e difatti anche le temperature tenderanno a calare, ci sarà un ridimensionamento dei valori. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione. Lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione. Con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo della robotica, la robotica che è sempre più presente in medicina. Buongiorno e grazie per essere con noi al dottore Alberto Bianchi, grazie, che è il direttore della chirurgia maxillofacciale dell'ospedale San Marco di Catania. Grazie per essere con noi anche al dottore Salvatore Battaglia, medico chirurgo maxillofacciale dell'ospedale San Marco. Quindi, insomma, parliamo ovviamente sempre dell'azienda Policlinico San Marco. Vorrei cominciare proprio con il direttore, perché la robotica è sempre più presente in medicina ed è presente in una maniera, diciamo, importante, perché probabilmente riesce a fare con una maggiore precisione quello che forse l'uomo non è riuscito e non riesce a fare ancora oggi. Insomma, sono delle macchine, puntano in maniera perfetta e sono così, possiamo dire questo da questo punto di vista? Sì, il robot e quindi la robotica in generale è l'ulteriore passo che stiamo cercando di fare, di portare in un'azienda che ha già altissima tecnologia come vocazione, il Policlinico Universitario Rodolico San Marco. E il nostro reparto ha sempre avuto una vocazione di alta tecnologia, dalla realtà aumentata alla simulazione chirurgica e quant'altro. Tutto questo per migliorare, come lei ha detto, la precisione e quindi l'accuratezza. La macchina, in questo caso il robot Da Vinci, che è quello su cui siamo partiti con questo progetto, ci dà la possibilità di replicare intraoperatoriamente in un modo estremamente accurato e con minor invasività. Quindi uniamo l'alta tecnologia, quindi una vocazione tecnologica un po' da nuovo Prometeo, a un approccio personalizzato che è quello che oggi la medicina richiede. Su questo è iniziato un progetto molto interessante, sostenuto fortemente dall'azienda e dall'università e portato egregiamente avanti dal dirigente medico del mio reparto, dottor Battaglia, sulla robotica in chirurgia maxillofacciale. E io con il dottore Battaglia vorrei parlare intanto di questo intervento che è stato effettuato, un intervento di rimozione, di asportazione di una grossa cisti che è stata fatta nel collo, all'altezza del collo di una paziente di 35 anni. Sì. Insomma, il robot va bene, agisce, ma è l'uomo poi che dà le indicazioni perché si possa fare quella determinata, che si alza il robot la mattina e dice adesso lo faccio io l'intervento. Certo. Questo intervento è stato un intervento eseguito appunto con l'ausilio del robot Da Vinci, un intervento per l'asportazione di questa cisti, una patologia assolutamente benigna che aveva colpito il paziente, e mi piace specificare come può sembrare anche un po' alla fine improprio parlare di chirurgia robotica, perché in realtà il robot è quello che ci permette di accedere ad un sito chirurgico a cui tradizionalmente si accede con la chirurgia tradizionale open, diciamo, quindi con le incisioni cutanee, in questo caso con una cervicotomia. Quindi parlerei più appropriatamente di un accesso robotico ad un sito chirurgico che fondamentalmente è noto. Quindi ci serviamo del robot per accedere allo spazio chirurgico su cui operiamo facendo delle incisioni microinvasive. Dottore Bianchi,
questo è un intervento che comunque comporta una collaborazione stretta anche tra più reparti, in sinergia. Sì. Beh, questo è il grande privilegio di lavorare a San Marco, in questo policlinico. Siamo riusciti a mettere attorno al progetto, cioè portare in realtà è un intervento di endoscopia robotica, cioè quello che in medicina è già avvenuto in altri distretti mediante microincisioni, in chirurgia generale o in urologia, l'endoscopia e la robotica sono già state applicate, le abbiamo portate nel nostro distretto. Noi ci siamo avvalsi di una formazione di tutoraggio del nostro urologo estremamente importante, dottor Bartolotta, che quotidianamente opera il robot, e 1 anno e mezzo fa è partito questo progetto affascinante di portare il robot in zone dove non eravamo mai andati. Salvo si è appassionato perché oltre ad essere un grande chirurgo è appassionato di alta tecnologia, e abbiamo detto perché no? Dopo 1 anno di esercizi con la macchina siamo andati sull'uomo, ovviamente un progetto condiviso dalle direzioni, dall'università, dal comitato etico, e devo dire che i risultati sono stati assolutamente positivi. È ovvio, è un inizio perché questo può aprire grandi territori in qualche modo inesplorati. Quello che lei correttamente diceva è che c'è sempre l'uomo che manovra il joystick e che deve scegliere qual è il paziente ideale per fare questo. Non solo, aggiungo un'altra cosa, e poi Salvo potrà definire ancora meglio, bisogna poi sapere anche nel caso fare la chirurgia in aperto, perché a fronte di un'eventuale complicanza deve essere un chirurgo formato anche in modo, diciamo, standard. Tradizionale, bravissimo. Tradizionale. Dottore Battaglia, questo tipo di intervento ovviamente, oltre a facilitare il chirurgo per certi aspetti, consente al paziente poi di non avere, o quantomeno ridurre le cicatrici, ridurre i segni evidenti di un intervento chirurgico. Sì, assolutamente. Il bisturi, come sappiamo, dove passa lascia il segno. Il trucco, tra virgolette, sta nel posizionare questi segni in zone più nascoste possibili. Quindi nella chirurgia tradizionale del collo scegliamo delle pieghe, delle rughe del collo che possano nascondere la cicatrice, che comunque in qualche modo più o meno sarà visibile. In questo caso riusciamo a fare un accesso che sia remoto al sito chirurgico, quindi posizionare, come abbiamo fatto in questo caso, le cicatrici sotto la clavicola nella regione pettorale, in modo tale che nell'abbigliamento quotidiano di tutti i giorni, appunto, le cicatrici non sono assolutamente visibili. Questo ha un impatto sicuramente estetico, oltre che psicologico, sul paziente, oltre al fatto che quello che noi speriamo e che comunque abbiamo potuto vedere in questo primo caso, che è stata una prima europea, quello che stiamo già vedendo nell'immediato post-operatorio è che il recupero è stato molto più veloce, e anche a livello di gonfiore e di diciamo guarigione dei tessuti del collo sembra che tutto proceda più velocemente. Adesso il paziente sta bene? Sta benissimo, sì. Questo è già è la cosa più importante. È la cosa più importante. Dottore Bianchi, la vocazione, prima faceva riferimento alla vocazione tecnologica, sì, della vostra azienda, no? Sì. Che in questo caso mette insieme più reparti, ma è la vocazione in generale proprio di tutta l'azienda ad, sì, abbracciare la tecnologia, perché sì, la tecnologia è quella che ci proietta al futuro. La medicina deve tenere assolutamente il passo. Sì. Credo che i pilastri della futura medicina siano sicuramente la tecnofilia, ma anche l'antropofilia. Non c'è possibilità di dimenticare l'uomo come centralità. Questo è il primo punto. Noi abbiamo un grande privilegio, perché io credo, e molti sanno, io vengo da Bologna, quindi la mia storia non è un po' voglio dire, di una persona che è venuta in una terra dove ha trovato opportunità pazzesche, estremamente affascinanti. Devo dire che ho trovato, come lei sottolineava, un ospedale in cui dalla direzione dell'anestesia ai post-operatori, il personale infermieristico si è entusiasmato,
e devo dire un grazie, lo dico pubblicamente, a tutto questo gruppo, ovviamente alla direzione generale, al dottor Santonocito, al magnifico rettore che stanno sostenendo in questa gara di entusiasmo e di voglia di portare l'attenzione del mondo scientifico su Catania. Volevo chiudere con il dottore Battaglia, così completiamo. È stata una prima volta. Sì. Una volta che c'è stato il via libera, poi chiaramente si prende gusto, sì, no? In realtà è arrivata già anche la seconda ieri, ci sarà la terza la prossima settimana. Quindi insomma. Sì, non dico che si entra di routine, come però... diceva il prof, è sì un traguardo per noi, perché ci abbiamo messo tanto impegno, tanto sforzo, tanto commitment, partecipazione, sacrificio. Ma è anche una bella sfida, no? Immagino. Però non è solo un traguardo, è l'inizio di un probabilmente una nuova frontiera che speriamo di poter aprire per tutti quanti. Se posso fare anche un commento finale, è che tutto questo è venuto proprio nell'anno in cui abbiamo aperto la scuola di specializzazione ed è entusiasmante vedere che mentre il dottor Battaglia manovrava il robot, attorno alla sala operatoria ci sono tutti gli specializzandi e uno anche era lavato, e quindi questo è proprio, come dire, quello che unisce l'alta tecnologia all'amore per il paziente e per la formazione, perché non dimentichiamolo, siamo un centro universitario e questi ragazzi sono entusiasmanti nel momento in cui gli si spinge, gli si dà la giusta motivazione. Però sentire tanto entusiasmo, sentire tanto coinvolgimento per queste nuove sfide significa che c'è voglia sempre di apprendere, di conoscere, di sfidare, insomma, quello che fino ad oggi è stato l'ignoto, no? Perché magari fino ad oggi non si faceva, non si facevano questi interventi. In Europa è la prima volta che si è fatto questo tipo di intervento, e quindi Catania, la Sicilia, non è periferia. Una volta tanto possiamo dire che non siamo periferia, ma siamo praticamente un'idea, un punto di riferimento. Certo, assolutamente, sì. Questo è il nostro obiettivo e forse questo è un punto di arrivo, ma di partenza, assolutamente. Grazie allora al direttore della chirurgia maxillofacciale dell'ospedale San Marco, ovviamente all'azienda Policlinico Gaspare Rodrigo San Marco di Catania, grazie anche al dottore Salvatore Battaglia, che è il chirurgo che ha guidato i robot per questo intervento di maxillofacciale all'ospedale San Marco. Buon lavoro per quello che fate, in bocca al lupo. Adesso ci dobbiamo fermare, ma per poco, perché vedo già la nostra Veronica Barberino pronta in collegamento e fra poco andremo da lei. Intanto facciamo un'altra sosta e staremo di nuovo insieme a voi fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo in studio. Prima di collegarci con Veronica Barberino c'è un aggiornamento dalle agenzie. I carabinieri della compagnia di Enna hanno arrestato un uomo di 23 anni accusato dell'omicidio di Salvatore De Luca, morto lo scorso dicembre all'ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi lesioni subite durante un'aggressione che è avvenuta il 3 dicembre a Catena Nuova. Secondo le indagini che sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna, la vittima sarebbe stata picchiata brutalmente fino a perdere i sensi. Il presunto responsabile è stato rintracciato a Lecce, dove si trovava per lavoro, è stato condotto in carcere. E adesso andiamo a Scicli, c'è la nostra Veronica Barberino. Buongiorno a te Veronica, buongiorno anche ai tuoi ospiti. Stamattina siamo nelle stanze, andremo nelle stanze di Montalbano, che diventano però un progetto sociale. Ci spieghi tutto meglio con i tuoi ospiti. Andiamo da Veronica. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Ci troviamo all'interno del comune di Scicli, proprio davanti a quello che è stato il set della famosissima fiction Il commissario Montalbano. Qui abbiamo il commissariato di Pigata, dove all'interno c'è la stanza del questore. Con me degli ospiti che abbiamo l'assessore alla cultura Giuseppe Mariotta e poi il presidente Enrico Statelli della cooperativa Agire, che si occupa di lavorare all'interno di questi locali, e la vicepresidente Eliana Galesi. Oggi non parleremo della fiction, ma bensì di quello che ne nasce
attorno, ovvero una collaborazione tra il comune e questa cooperativa Agire che parla di inclusione. Sono 8 anni che il comune ha dato affidamento di questo set che la Palomar ovviamente gli ha lasciato montato alla cooperativa. Sì, noi abbiamo ereditato il progetto dalla precedente amministrazione e l'abbiamo accolto molto volentieri perché i ragazzi della cooperativa Agire sono per noi una grande risorsa, permettono alla macchina dei siti turistici del comune di funzionare e senza di loro, per la carenza cronica di personale di tante amministrazioni, non solo della nostra, non sarebbe possibile. Quindi noi siamo veramente grati e per questo abbiamo rinnovato la progettazione, la coprogettazione insieme alla cooperativa che appunto si occupa di tenere aperti i siti e di effettuare servizi vitali come il servizio di biglietteria, il servizio di guide, dunque tutta la comunità grata alla nostra cooperativa. Questo progetto ha una finalità non solo. Ecco, spieghiamo un po' come funziona la collaborazione tra Palomar, Agire e il comune. Sì, certo, finalità umanitaria, senz'altro. Ricordi che la cooperativa è una cooperativa sociale di tipo B per l'inserimento di persone con differenti abilità nel contesto lavorativo e sociale. Quindi questo è uno dei primi effetti di tipo umanitario, ma c'è anche un secondo risvolto, perché la casa produttrice, la Palomar, percepisce dei diritti d'immagine sui siti del commissariato, della questura di Montelusa, che in effetti sarebbe la stanza del sindaco di Scicli, e si tratta di 10.000 euro l'anno che il comune versa alla cassa della Palomar, ma che però dalla casa produttrice vengono poi devoluti in beneficenza e indirizzati all'ospedale Bambino Gesù di Roma, quindi una doppia finalità umanitaria. Bene, complimenti. Presidente, intanto che cosa si occupa questa cooperativa? Come già anticipava l'assessore, oltre alla parte tecnica, cioè al discorso di gestire il servizio turistico del comune, di fare la valorizzazione dei beni che sono di proprietà del comune, dei beni culturali del comune, la finalità, e credo la particolarità che è piaciuta anche molto a Zingaretti quando è stato qui, è il fatto che facendo noi inclusione sociale abbiamo unito la parte turistica con la parte sociale, perché noi ci occupiamo di valorizzazione dei beni culturali ma anche di inserimento sociale, di inclusione sociale e di progetti che abbattano le barriere che non sono solo quelle architettoniche ma soprattutto quelle mentali che ci poniamo e cerchiamo di fare in modo che i beni culturali siano accessibili a tutti. Infatti facciamo anche le guide in lingua italiana dei segni, la vicepresidente per esempio è una interprete ufficiale di lingua italiana dei segni, quindi c'è stato una volta vari gruppi che si sono sorpresi del fatto che potevano accedere ai beni culturali della parte di tutti gli altri. Abbiamo una convenzione con l'Unione Italiana Ciechi e quindi c'è proprio il Braille per cui possiamo rendere accessibile tutti i luoghi culturali da questo punto di vista. Quindi è una visione dei beni culturali particolari che credo in provincia, non sappiamo dire, ma in provincia è un unico, che unisce la potenza del fenomeno Montalbano, perché noi ci finanziamo comunque dal basso, poi diamo una percentuale al comune con cui il comune appunto poi paga, come sappiamo, la Palomar e si fa beneficenza, però poi facciamo anche tutto il resto. Quindi si è creato questo progetto grazie al connubio tra Montalbano, la forza sociale del progetto e ovviamente anche l'interesse politico nel voler valorizzare in questo modo i beni culturali del comune. Quanti ragazzi lavorano all'interno della cooperativa? Allora, prendendo parte del settore turistico abbiamo la bassa stagione e l'alta stagione. Oggi possiamo dire che tra i 10 e i 11 ragazzi lavorano tutto l'anno qui nei siti del comune di Scicli.
Durante il periodo estivo questo numero naturalmente aumenta. La forza del progetto è anche proprio la squadra che abbiamo creato. Perché è una squadra che ha diverse competenze, per cui abbiamo da una parte un progetto sociale, ma anche un progetto in cui i giovani hanno deciso di investire e di ritornare, mettendo a disposizione la conoscenza delle lingue, perché nel settore turistico è dimociante, chi si occupa della comunicazione, chi si occupa anche della parte storica, culturale, no? Io sono un'educatrice, però in realtà ho dovuto anche studiare i nostri siti e grazie al personale che nella staff presente ci aiuta a conoscere anche il nostro territorio. Da qui partono anche dei progetti con le scuole. In questo momento abbiamo un progetto parallelo che presso l'Istituto Don Milani, che proprio in queste ore si sta svolgendo, e 2 dei nostri operatori stanno lavorando con i bambini di questa scuola, che è un progetto con nessuno escluso, che prevede il partenariato anche con altre realtà. Dovete sapere che queste strutture soltanto il commissariato fa 30.000 visitatori l'anno, no? Sì, confermiamo che ci sono queste presenze e sono anche più o meno costanti negli anni, quindi c'è questa forza, questo interesse da parte del pubblico che arriva qui per Montalbano, ma poi trova il volano per conoscere l'intera città. Ecco, stiamo guardando delle foto, queste sono centinaia di turisti che entrano all'interno di questo set e Scusami. non spieghiamo cosa c'è dentro. Sì, dimmi Angelo. No, sì, spieghiamo magari cosa c'è dentro, però come si fa? Infatti. Volevo capire come si fa a prenotare l'eventuale visita, come faccio se io vorresti magari domani venire a Scicli per visitare questi luoghi, cosa devo fare? Cosa c'è dentro il set? Perché purtroppo c'è un problema di ritorno. Per quanto riguarda il set, qua dentro c'è proprio il set principale della serie che loro hanno lasciato, proprio per questo c'è l'accordo con la Palomar, quindi tutto la scrivania, la sedia, Montalbano, c'è l'ufficio di entrambi, sulla destra c'è l'ufficio di Catarella, che avete visto già l'altro qui che è venuto delle immagini in sovraimpressione, poi abbiamo tutto, abbiamo anche lì e c'è pure Arcane di Montalbano che viene vista come un qualcosa di sacro, perché vengono da tutto il pianeta per farsi la foto dentro lo schiena, e qualcuno si è messo pure a piangere quando l'ha vista, quindi è riuscito a creare un fenomeno straordinario che viene visto in tutto il mondo. Quindi speriamo che questa cosa continui, anche perché serve appunto per valorizzare tutto il resto del progetto. Bene. Ed è l'esempio pratico che la TV, se vuole, può fare anche cose positive, come tutto quello che sta nascendo qui a Scicli. Benissimo. Allora Veronica, grazie per essere stata con noi questa mattina. Grazie ovviamente anche ai tuoi ospiti. Allora, se avete idea di fare una gita, una passeggiata, perché no, a Scicli, sappiate che c'è la possibilità di poter visitare questi luoghi, che sono i luoghi di Montalbano, che alla fine daranno anche la possibilità di poter realizzare e danno la possibilità, grazie, di realizzare tante attività di carattere sociale per la comunità. Adesso io vi lascio per qualche minuto agli appuntamenti del fine settimana in Sicilia con Weekend in Sicilia, poi saremo di nuovo in studio con la nostra Emanuela Corsi. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere. A Catania, il 1° maggio torna il One Day Music Festival, alla Playa, all'Afrobar di Viale Presidente Kennedy, uno degli appuntamenti musicali più grandi del 1° maggio in Sicilia. Fra gli ospiti più importanti, Tony F, Disgacia e Nitro. A Isola delle Femmine, il mare diventa il cuore di Water Festival, in programma dal 30 aprile al 3 maggio. 4 giorni tra sport acquatici, attività sulla sabbia, lezioni, tornei, contest, musica live e DJ set.
Al Teatro Massimo di Siracusa, il 30 aprile alle 21, si apre la 12ª edizione di Sicilian in Jazz con Ladies in Jazz. Il concerto, organizzato in occasione dell'International Jazz Day, porta sul palco un ensemble interamente al femminile con voci e musiciste legate al jazz siciliano e internazionale. A Calatafimi Segesta, dall'1 al 3 maggio, Piazza Niccolò Mazzara ospita la prima edizione del Segesta Food Festival. L'appuntamento nasce in occasione della festa del Santissimo Crocifisso e propone un villaggio del gusto dedicato ai prodotti tipici, alla filiera corta e alle tradizioni dell'entroterra siciliano, con stand aperti dalle 11 alle 22:30. A Taormina, sul lungomare di Mazzeo, il 1 maggio si svolge la Festa del Mare Rinascita Blu. La giornata parte alle 11:30 con un confronto su qualità dell'acqua, tutela ambientale e bandiera blu. Prosegue con street food legata al mare, attività di sensibilizzazione ambientale e una mongolfiera in spiaggia con volo verticale per osservare il litorale da un punto di vista diverso. A Ragusa, dall'1 al 3 maggio, arriva Mascarata tra Ragusa Centro e Ragusa Ibla. 3 giorni tra passeggiate, teatro, arte, musica e partecipazione collettiva, con il mascherone barocco al centro di un racconto che attraversa quartieri, antichi mestieri e identità cittadine. Il programma prevede dimostrazioni dal vivo, racconti teatrali, una passeggiata culturale, mostre e una grande parata con bande musicali e artisti di strada. Ad Agrigento, sabato 2 maggio, Roberto Vecchioni è in concerto al Palaforum Bella Via, un appuntamento musicale che porta in Sicilia uno dei grandi nomi della canzone d'autore italiana, in un weekend che propone anche altri eventi tra teatro, visite ed esperienze culturali. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. E prima di salutarci torniamo ai quotidiani da Emanuela Corsi. Sì, domani 1 maggio è come da tradizione è anche il giorno del concertone a Roma e allora lo vediamo sulla pagina degli spettacoli del Corriere. Il conduttore sarà Spollon, l'outsider del concertone. L'attore sarà sul palco del 1 maggio con Arisa e Big Mama. Da 2 notti dice: non dormo per l'ansia, amo il rock, i miei bambini cantano Bella Ciao in casa. Qui vediamo le altre 2 conduttrici, appunto Big Mama e Arisa, ma vediamo anche qualche nome che si esibirà sul palco. Li vediamo qui in alto, da sinistra Emma, ci sarà Ermal Meta, poi Francesca Michelin, Piero Pelù, Irama e Madame saranno alcuni dei protagonisti di domani. E poi vi faccio vedere anche una notizia di cinema, perché ieri, a distanza di 20 anni, è uscito in Italia nelle sale cinematografiche il sequel di Il diavolo veste Prada. Il titolo è sulle pagine di Libero, dopo 20 anni il diavolo veste al discount. Nelle sale il sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway. Il film funziona e diverte, con qualche difetto. È il ritratto della moda in crisi e di un mondo che non esiste più. Ci sono alcune battute che oggi vengono pubblicate, tratte dal film. Intanto la pubblicità della famosa rivista Runaway, che appunto è diretta da Meryl Streep, Miranda nel film, dice: il numero di settembre sembra un filo interdentale. Poi Anne Hathaway, l'assistente Andy Sachs, che è sempre alle prese con la perfida Miranda, ecco, maltrattata dal capo, lei che dice a Nigel: quando potrò finalmente rilassarmi, lui le risponde: nella bara. E poi un licenziamento in tronco nello stile Miranda, che al telefono dice: ciao, volevo dirti che non serve più il tuo aiuto né oggi né mai. Ecco, c'è un pizzico di Sicilia anche in questa. C'è un pizzico di Sicilia, ci sono 2 protagonisti. E noi li conosceremo oggi nei nostri telegiornali. Esatto, anticipiamo, già spoileriamo quello che succederà nei nostri telegiornali. Insomma, anche noi saremo sul set del Diavolo veste Prada 2.
Grazie A te, Angelo. a Emanuela. Ci fermiamo qui per questa settimana, non solo per oggi con Buongiorno Sicilia. Domani, il 1° maggio, non saremo in onda. Alle 8 troverete invece puntuale il telegiornale. E adesso vi dico che dobbiamo ringraziare chi ha lavorato con noi questa mattina in regia: Roberto Stramondo, Francesco Gigante, Gaetano Iudica e anche Massimo Ceraulo. Ci fermiamo qui, come detto. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e vi lascio i programmi della rete.